Buongiorno a voi. Se l'emergenza sanitaria probabilmente si sta attenuando, perché pare che il picco sia stato raggiunto, almeno in Italia, certamente possiamo affermare che quella economica si sta dispiegando nella forza più assoluta e probabilmente non ha ancora raggiunto, diciamo, il momento peggiore. Vediamo qualche dato macroeconomico prima poi di passare alle testimonianze e quindi agli aspetti più pratici di quello che sta accadendo col Covid-19. Lo sforzo mondiale, planetario, fino ad oggi generato dalle nazioni, dal sistema internazionale, è pari a 8 mila miliardi di euro. Sono cifre sconosciute alla nostra esperienza, probabilmente da sempre. Sono praticamente 5 volte il PIL del nostro paese e ancora è solo l'inizio. Le previsioni sono per il PIL mondiale che scenderà del 3%, con un 2021 incerto, che non è detto praticamente che le cose miglioreranno dopo la caduta di questo esercizio. Se parliamo del nostro paese, il nostro PIL crollerà del 9%, quindi gli effetti sulla disoccupazione saranno terribili. L'anno prossimo dovrebbe recuperare almeno 4 punti, ma lascerà il segno per svariati anni. Dal punto di vista del nostro indebitamento, voi abbiamo preso conoscenza nel tempo con questi dati, no? La percentuale del debito pubblico, l'incidenza del deficit sul PIL. Bene, noi partiamo da un indebitamento diciamo, dello Stato, debito pubblico che è pari al 135% del PIL, quest'anno viaggia verso quota 155/160. Il nostro deficit, che noi abbiamo preso competenza nel tempo, i Maastricht il 3%, però stiamo sotto, stiamo al 2%, se quest'anno esploderà andrà all'8%. Ma non è che va meglio per gli altri paesi, perché pensate che Francia e Spagna avranno un deficit praticamente sul loro PIL che viaggia attorno al 10%. Stanno un po' meglio i paesi nordici, ma molto, diciamo, della, come dire, della adeguatezza dei loro conti diciamo, si ferma soltanto alla parte pubblica. Se pensiamo che l'Olanda, in realtà, se è vero che c'è un bilancio pubblico molto in ordine, in realtà c'è un problema di debito privato che non ha il nostro paese. Il debito privato viaggia al 140% del PIL. L'Italia praticamente non ha questo debito, anzi l'Italia praticamente è un paese risparmiatore, noi abbiamo più di 4 mila miliardi di liquidità dei privati, di risparmio, praticamente che rappresentano un aspetto positivo del nostro bilancio. Quindi se pensiamo agli Stati Uniti, anche loro hanno margini molto bassi perché hanno praticamente pure loro una caduta della produzione e del PIL molto forte, si parla del 4%, e margini in termini di intervento sul bilancio che sono molto modeste. Ciò nonostante, come ho detto prima, gli 8 mila miliardi di interventi già presi dagli Stati e i 6 mila miliardi di interventi invece monetari presi dalle banche, soprattutto dalle banche centrali, dalla BCE, dalla Federal, dalla Banca di Giappone, ancora questo è solo l'inizio, nel senso che diciamo ancora non sappiamo bene come si svilupperà questa crisi nel tempo e forse anche una riflessione dal punto di vista diciamo della conoscenza dobbiamo anche farla perché in realtà noi siamo abituati da sempre da quando è nato praticamente il sistema economico sviluppato, quindi da qualche secolo, abituati praticamente a due tipi di crisi e poi se ne è innescata una terza in tempi più recenti. Le crisi da domanda, quella per esempio della Grande Depressione del 1929 è una crisi da domanda, cioè c'era troppa roba, c'era produzione troppo elevata e la gente non comprava abbastanza e quindi questo generò la crisi. Poi ci sono le crisi cosiddette invece lato dell'offerta e lì facciamo riferimento
a quello che accadde con i vari shock petroliferi, no? Pensate praticamente negli anni 60 e anni 70, quelle microcrisi generate dalla situazione, diciamo, litigiosa che c'era per esempio attorno al canale di Suez. Poi nel 2008 abbiamo conosciuto una terza categoria di crisi, che è una crisi da finanza, quindi quando saltò la Lehman Brothers, quando il sistema bancario planetario sembrava cadere. Questa crisi da Covid-19 è assolutamente nuova. È una crisi che viene chiamata dagli esperti da isolamento, ma non va confusa con la crisi da protezionismo, per quelle sono ragionate, nel senso che i paesi decidono praticamente di partecipare meno al commercio internazionale, proteggono più la loro produzione, e questa ha una logica che anche nel passato ha una sua storia. Ora praticamente l'isolamento è una cosa diversa perché sconvolge qualsiasi ciclo economico anche all'interno degli stessi paesi. Basti pensare a quello che sta accadendo oggi in Italia, dove ogni regione ragiona in autonomia, e tutto ciò che questo comporterà in termini poi di riequilibrio nei prezzi generali, e quindi il pericolo di inflazione, di cui però parlerò in un'altra parte del mio intervento di oggi. Tornando, diciamo, ai problemi poi invece più direi, li chiamerei più tattici, no? Quelli che sono presenti le emergenze nostre, quelle, diciamo, generate per esempio dal decreto liquidità, dalle immense difficoltà che hanno gran parte delle famiglie e delle imprese ad avere, diciamo, l'ossigeno. Siamo oggi, diciamo, all'inizio, al confronto del primo intervento del DL liquidità, quello dei famosi 25.000 euro o il 25% del proprio volume d'affari nell'anno ultimo disponibile, che è l'anno 2018. E allora, prima di commentare quello che sta accadendo in queste ore negli sportelli bancari, diciamo, italiani e calabresi, chiederei alla regia di mandare il primo contributo previsto nel palinsesto di oggi. Caro Mimmo, intanto grazie per l'opportunità di questo spazio all'interno del tuo programma di informazione che dà voce all'esigenza di aprire una finestra di approfondimento sull'attualità dei temi economici e sociali. Tu mi chiedi, per la mia attività di consulenza a supporto delle PMI, di fare una breve analisi sul rapporto banca-impresa al tempo del Covid-19. Nel tentativo di non essere scontato vorrei innanzitutto ribadire l'importanza fondamentale delle banche nel tessuto economico e sociale. Il rapporto banca-impresa è alla base della crescita economica. Il ruolo della banca è quello di sostenere gli investimenti delle imprese e delle famiglie attraverso l'impiego dei risparmi. Il vincolo però alla base di questo rapporto è che le banche credono nella capacità dell'imprenditore di poter restituire il proprio prestito e che l'imprenditore onora i propri debiti. Questo rapporto bionivoco presuppone una conoscenza ed una vicinanza delle banche alle imprese, rapporto che, ahimè, negli ultimi anni si è andato via via modificando, basandosi ormai su una mera logica dei numeri. In altri termini, aver delegato il rapporto cliente-banca ad un indice, il famoso rating, ed aver inseguito le varie basilee non hanno prodotto risultati apprezzabili, anzi abbiamo assistito a una serie di default di alcune banche che hanno finito poi per pesare sulle spalle di cittadini italiani ed europei. Quindi la legge della finanza, la filosofia bancacentrica sembra aver, diciamo, dimostrato di non essere del tutto efficace. Oggi quindi siamo chiamati a riscrivere una nuova pagina della storia economica e sociale delle comunità, reinterpretando proprio il ruolo della banca nel sistema economico, recuperando proprio la matrice originaria
del fare banca. Non più quindi nuove regole, negli ultimi anni le banche sono state attraversate da più di 500 provvedimenti, ma una nuova regolamentazione che pone al centro l'impresa e le famiglie. Sono parole queste ormai diciamo un po' abusate, che riecheggiano nei vari talk che ogni giorno noi ascoltiamo. Però credo che debbono cominciare a come dire, far parte del nostro registro cognitivo. Ripartire infatti non sarà facile, necessita proprio di un cambio di paradigma. Tutti dovremmo rinunciare nel breve periodo a qualcosa per poter godere più avanti dei frutti. In questo quadro il sistema bancario ha l'opportunità di riscattarsi, secondo me, guardando non più solo ai numeri, ma alle persone, alle imprese e alle storie che stanno dietro ai numeri. Questo significa ritornare dal centro direzionale alle sedi periferiche, alle filiali, qualificando nuovamente il rapporto cliente-banca. Il quadro delle nuove garanzie messe in campo dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 può aiutare molto in questa direzione. Mitigare il rischio del credito con un'assunzione della garanzia da parte dello Stato è certamente un passaggio forte e fondamentale per affrontare la ripartenza delle imprese, ma anche qui bisogna che ognuno si faccia carico della responsabilità di queste misure. Le imprese con il ricorso al decreto liquidità aumenteranno la loro esposizione debitoria. Lo Stato scommette sulle imprese attraverso l'intervento delle banche e le imprese devono ricambiare questa fiducia onorando gli impegni che si andranno ad assumere. Comportamenti diversi porterebbero un ulteriore danno sociale, in quanto i mancati pagamenti dei debiti contratti ricadrebbero sulle spalle dei cittadini, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Il messaggio quindi è di speranza, nella consapevolezza che quello che abbiamo attraversato abbia aperto in ciascuno di noi gli occhi, la mente e direi anche il cuore. Bisogna pensare positivo ed acquisire una logica solidale. Ci si salva insieme e non singolarmente. Passando infine alle misure del decreto liquidità, che ormai tutti abbiamo cominciato a conoscere, solo alcune doverose puntualizzazioni. I fondi a sostegno della garanzia posti in essere dallo Stato sono due. Il primo è il fondo di garanzia per le PMI, gestito dal Ministero centrale. Interviene a sostenere prestito fino a 5 milioni di euro per imprese caratterizzate da non più di 499 dipendenti e un fatturato di 20 milioni di euro. Il secondo fondo è il Fondo Garanzia Italia gestito dal SACE, organismo controllato da Cassa Depositi e Prestiti, che sostiene politiche di investimento più significative ed interviene a coprire le garanzie nel limite superiore di quelle coperte dal Fondo di Garanzia delle PMI. L'altro aspetto fondamentale è quello della finalità dei prestiti che si andranno a chiedere. Questi infatti devono soddisfare almeno tre esigenze. La prima è quello di far fronte agli impegni che le imprese hanno assunto nel periodo di blocco legati appunto all'emergenza Covid-19. L'altro è quello di supportare il circolante per appunto la ripartenza delle imprese, ovvero investimenti necessari per adeguare le imprese alle nuove regole poste in essere all'emergenza Covid-19. Quindi inviterei i nostri imprenditori a non cadere nell'equivoco che questa apertura di credito garantito possa essere considerata alla stregua di un fondo perduto. Il debito assunto rappresenta un impegno che deve essere onorato nell'arco massimo di 6 anni. Quindi noi come Finance Solution crediamo fortemente nel futuro, nell'impresa, nella prospettiva che il cambiamento presuppone un atto di coraggio e che solo attraverso questo si possa ritornare più forti di prima. Ti ringrazio Mimmo per l'opportunità e ti auguro buon lavoro.
Bene, allora ringrazio Giuseppe Paonessa per la pacatezza, soprattutto con la quale ha affrontato una problematica dei rapporti con le banche, che proprio in queste ore si sta consumando praticamente uno dei tanti bagni di sangue di cui ci aspettiamo, perché in realtà pensare alla funzione sociale del sistema bancario italiano è davvero un atto di coraggio. Io farei una, come dire, una suddivisione netta rispetto a questo sostegno previsto nel mercato del credito. Farei la divisione fra la garanzia piena pari al 100% del finanziamento accordato, che però ha un limite di 25.000 euro, che a sua volta poi non può essere superiore al 25% del volume dei ricavi dell'azienda che fa questa richiesta, e metterei da parte le aziende più strutturate che possono chiedere di più, perché il loro 25% ovviamente è maggiore di 25.000 euro, e che ovviamente in questo caso hanno le garanzie limitate, si va per dire, al 90%, e anche in qualche caso anche per aliquote inferiori, parlando di grandissime imprese. E allora farei un chiarimento, diciamo, a beneficio di tutti. In Italia non si è scelta la strada della Germania o della Svizzera, e del Giappone, aggiungerei, che sono stati che hanno messo del denaro nelle disponibilità di imprese e famiglie, col sistema del cosiddetto elicottero, e cioè a pioggia. In Italia si è scelta la strada dell'indebitamento, cioè si è detto noi mettiamo in condizione di accedere al credito a condizioni che dovrebbero essere sulla carta, diciamo, più positive, però questi soldi li dovete restituire. Quindi il risultato pratico è che le aziende piccole e grandi, ma tutte le piccole, si indebiteranno. E questo per cosa? Si indebiteranno, anche la legge lo prevede in modo, diciamo, abbastanza severo, per pagare le obbligazioni che in questo momento storico non possono soddisfare con i propri ricavi, per la semplice circostanza che le loro attività sono ferme o semiferme. Lo saranno anche quando il lockdown verrà, come dire, pian piano ridotto, perché ovviamente sappiamo già che c'è una gelata sui consumi, diciamo, formidabile per vari motivi, per svariati motivi. Detto questo, decisa la strada dell'indebitamento, si stabilisce che le piccolissime aziende, per un importo di 25.000 euro, che è comunque oggettivamente basso, accedono al credito, a questi finanziamenti che, ripeto, vanno restituiti con una certa facilità. Cosa è accaduto negli ultimi giorni e nelle ultime ore? Intanto questa presa di posizione, diciamo, diciamo della FAB, mi pare che sia la società, il sindacato dei bancari, che praticamente ha chiesto, diciamo, noi da lunedì vogliamo la forza pubblica, ci devono praticamente proteggere, ma io non credo che gli artigiani, i commercianti, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori di questo paese siano soggetti di cui bisogna avere paura. Sicuramente sono soggetti spaventati, sono soggetti che, a differenza dei dipendenti del sistema bancario, non hanno incassi praticamente ormai da 2 mesi, né loro e né loro dipendenti. Quindi possiamo, come dire, temere qualche, certo non reazioni preoccupanti, possiamo pensare che sono preoccupati, e dobbiamo questa cosa capirla, perché un minimo di solidarietà deve partire proprio per chi lavora. Dal punto di vista praticamente poi invece delle banche come politiche, quindi non tanto dei bancari ma dei banchieri, al momento non ci pare che le posizioni accettabili, perché praticamente cosa fanno? Aggiungono alla, come dire, alla documentazione prevista dal decreto, che è molto asciutta ed è giusto che sia così,
stanno aggiungendo altra documentazione, vogliono anche la prova di ciò che viene autocertificato, come per esempio i propri ricavi dell'anno 2018 o quando è possibile 2019, vogliono anche la prova attraverso l'esibizione, per esempio, continua a praticare questo atteggiamento che socialmente sicuramente non è accettabile. Le banche poi hanno deciso, ovviamente anche per questa erogazione, di rispettare le logiche previste dal testo unico bancario, abbiamo già parlato, e in questo non può darsi colpa al sistema perché lì doveva intervenire lo Stato, liberando il sistema bancario dai vincoli previsti, diciamo, nella normale erogazione del credito. Io facevo praticamente delle chiacchierate con vari stakeholder e dicevo, ma bastava praticamente fare quello che si è fatto a suo tempo con i fondi antiusura, no? Che erano del denaro che veniva dato dallo Stato a soggetti chiaramente compromessi col mercato creditizio, che erano sotto usura, eppure potevano essere erogati in deroga alle norme severe del testo unico bancario. Anche in questo probabilmente c'è una carenza dal punto di vista tecnico e ci troviamo alla vigilia della gestione di queste decine, forse centinaia di migliaia di richieste legate alla prima fascia, con preoccupazioni che francamente sono condivisibili e che condivido rispetto a un atteggiamento iniziale che già non piace. Spero praticamente di essere poi smentito dalle banche, soprattutto quelle che dicono, almeno a parole, di essere vicini, per esempio, al sistema produttivo locale. Bene, allora direi di andare avanti con il palinsesto, col prossimo intervento. Sono Giancarlo Cinelli da San Lucido. Come lei ben sa, noi siamo un paese che siamo stati il secondo paese chiuso dalla governatrice Santelli. A livello turistico, già le nostre condizioni erano un po' precarie negli anni precedenti perché non si limitavano solamente a quei 20 giorni di agosto, ma quest'anno invece io credo che le nostre strutture non potranno essere avviate perché oltre alla questione sanitaria che non si sa come si va a finire, ma non avremo nemmeno la forza economica di avviare le nostre attività per sole 10-15 giorni. Perciò io penso che a livello turistico sarà un tracollo. Speriamo che almeno a livello regionale o a livello nazionale si faccia qualcosa per aiutare tutte queste imprese che effettivamente stanno o sono già morte e non si sa se il prossimo anno ci sarà lo stesso numero delle attività che oggi esistono, domani non lo so. Bene, allora, pausa pubblicitaria, a dopo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'intervento di Giancarlo Cinelli, che è un operatore del Tirreno Cosentino, operatore turistico, ci fa praticamente riflettere sulle prospettive concrete che il settore ha ora che il lockdown verrà, a flettere e poi, a interrompersi. Le ipotesi sono tante, quelle operative. Sicuramente le norme sul distanziamento e sul divieto di assembramento cambieranno le abitudini e peraltro sono norme che dovranno rispettare delle aziende che, come è stato detto, hanno visto la loro
diciamo, stagionalità ormai ridursi talvolta a poche settimane del mese di agosto. Quindi pensare di poter ripartire col turismo, parliamo della Calabria in questo momento, riducendo, come dire, la capacità diciamo, di gestire la clientela, no? Che probabilmente ha un terzo della capacità, quindi i villaggi, gli stabilimenti, la ristorazione, praticamente potrà gestire non più di un terzo dei consumatori, degli avventori che gestivano in condizioni normali. Tutto questo si fa in 20 giorni. Lasciatemi dire che capisco la preoccupazione di chi dice ma forse è meglio proprio non aprire, così, cioè abbiamo davvero la possibilità che la stagione turistica in una regione come la nostra, ma credo che la questione potrebbe anche diventare poi considerata anche dal punto di vista nazionale, però noi abbiamo una specificità, e cioè la durata della stagione davvero ridotta. Ora, sono, dal punto di vista governativo centrale, sono in arrivo dei bonus sul turismo. Sono dei crediti d'imposta legati praticamente alla possibilità che una famiglia che non abbia un reddito elevato sia almeno 3 giorni in vacanza, di avere un ritorno che tra di circa 100 euro a componente della famiglia. Non è questo la svolta che può cambiare le carte in tavola. La misura, così come è stata annunciata, e farà parte del decreto che nei prossimi giorni verrà attuata, è chiaramente insufficiente. Noi dobbiamo pensare a qualcosa di locale, qualcosa di calabrese, perché una strada per poter in qualche modo reagire a questa situazione, indurre le aziende comunque a riprendere la loro attività, è quella di giocare la carta dell'allungamento della stagione, che è una vecchia storia calabrese che abbiamo sempre detto. Noi abbiamo un mare stupendo anche a settembre, talvolta anche ad ottobre, abbiamo nei mesi di giugno e di luglio le strutture praticamente pressoché tutte sottoutilizzate. La scommessa commerciale, ma non possono gli operatori agire da soli, sarebbe quella di allungare questa stagione facendo finalmente durare almeno 3 mesi, perché se durasse 3 mesi e rispetto al mese cui spesso ormai eravamo abituati negli ultimi anni, considerando un terzo della capacità di avventori, probabilmente si potrebbe in qualche modo neutralizzare l'effetto Covid, ma in questo le aziende non possono essere lasciate da sole. Quindi ci sarebbe da aspettarsi, e questo è un auspicio, ma in qualche modo credo che si stia già lavorando in questa direzione, per incrementare quel bonus previsto dal decreto di aprile a livello nazionale, triplicarlo, quadruplicarlo per le vacanze che si fanno in Calabria, offrendo questa opportunità anche ai clienti nazionali o internazionali, anche se per la verità sarà difficile pensare a una grande mobilità internazionale, soprattutto una mobilità interna e nazionale, e questo potrebbe indurli a non cancellare le vacanze del 2020, perché questo è il rischio più forte. Quindi la riflessione che ci è stata partecipata è sicuramente una riflessione dura. Voi capite gli effetti domino di un sistema economico che, pur nella sua debolezza strutturale, parlo del sistema economico calabrese, comunque trae dal turismo come condizione di sopravvivenza, che se vengono meno comporterebbero conseguenze veramente devastanti, a dir poco devastanti. Bene, andiamo avanti con i nostri interventi programmati. Come stiamo facendo noi piccole imprese a veramente sopravvivere questi mesi di Covid-19?
Io parlo della mia piccola azienda così come centinaia e migliaia di altre attività. Con questi 600 euro che ci avete promesso noi non li vediamo, ma che noi dobbiamo fare di questi 600 euro? A me personalmente servono solo per pagare l'affitto, poi luce, telefono, gas, acqua, i miei dipendenti, la legna, chi le paga? La burocrazia in Italia deve finire, dovete dare ordine alle banche di elargire il denaro, il cash, la money, senza niente. Avrebbero parlato di questi 25.000 euro, altrimenti se le banche non ci danno questi soldi, il 70% delle attività di ristorazione come la mia saranno fallite e la colpa sarà solo ed esclusivamente vostra e del vostro governo. Avete dato i buoni pasto per le famiglie bisognose ai comuni, con la burocrazia che c'è, ancora nessuno ha ricevuto questi buoni pasto. E quanto mangia, caro Presidente Conte, la gente quanto mangerà? Io ti voglio ricordare solo una cosa, caro Presidente Conte, che l'Italia non merita questo, e un'altra cosa è che non c'è stato nella nostra storia, nel mondo, un re, una regina, un presidente, un dittatore, un condottiero che quando ha affamato il popolo gli si è ribellato contro. Questa sarà la fine dell'Italia. Noi non ce lo meritiamo. Viva l'Italia, viva l'Italia. Allora, intervento, diciamo, molto caldo da parte di Emiliano Mandarino, che è un imprenditore della ristorazione che, come tutti gli imprenditori del settore, è praticamente fermo, no praticamente, è sostanzialmente fermo, e non ha, diciamo, anche lui prospettive a breve positive, perché comunque pare che il lockdown per tutto il sistema della ristorazione, dei bar, quindi della somministrazione, verrà prolungato fino a metà maggio, e dopo bisognerà rispettare le regole che in tutta franchezza renderanno per molti locali la gestione davvero problematica. Lì c'è un problema che è sempre bene ribadire, che è legato, diciamo, all'eccesso di burocrazia nel nostro paese. Ne parlavo prima dei rapporti con le banche, che si stanno distinguendo in queste ore dalla richiesta, diciamo, infinita di documentazione, che pure essendo stata autocertificata non dovrebbe essere riprodotta, nella personalizzazione attraverso propria modulistica di notizie già rese nella modulistica base prevista dal fondo di garanzia. E a questo aggiungiamo quello che è accaduto, per esempio, nei rapporti, che sta continuando ad accadere, nei rapporti con l'INPS, sia legato al bonus a favore degli autonomi, i famosi 600 euro, che potrebbero diventare 800, potrebbero essere prorogate anche per i mesi di aprile e di maggio, e per il dramma della cassa integrazione, che ancora oggi è un'opera in corso, e siamo praticamente al secondo mese, dopo marzo anche aprile, in cui molti lavoratori, guarda caso quelle delle piccole aziende, sono praticamente senza mezzi di sussistenza. Quindi, diciamo, lo sfogo diciamo, forte di Emiliano sulla insopportabile burocrazia del nostro paese è assolutamente condivisibile, e né tampoco vediamo segnali perché questa cosa possa essere, diciamo, nel breve rivista, perché vorrei aggiungere per esempio l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate, che ha reso tutta la campagna delle sospensioni una campagna, diciamo, articolatissima, perché bisogna guardare i volumi d'affari, bisogna guardare il confronto con l'anno precedente, in molte cose si è intervenuto, in altre no. Aspettiamo per esempio che si metta una parola chiara, definitiva, sul rinvio per esempio degli avvisi bonari, cioè, come dire, basti pensare alle circolari che l'agenzia ha sfornato subito dopo l'approvazione del decreto Cura Italia, che sono davvero, diciamo, una vergogna rispetto alla necessità che oggi avrebbe il Paese di rapidità di interventi. Possiamo andare avanti con il prossimo intervento. Coronavirus. Ad oggi oltre 21.000 morti. 116 medici morti per noi. Una situazione tragica. In Calabria sta peggiorando di giorno in giorno.
e non siamo pronti ad affrontare l'emergenza. Che Dio ce la mandi buona. Per non parlare dell'economia, tra poco saremo ridotti al lastrico. Se non si trova una soluzione immediata per aiutare il popolo, per aiutare le piccole, medie imprese locali, sarà un domino. Caduto uno, cadremo tutti. Cari politici, non azzannatevi, ma unitevi, aiutatevi uno con l'altro. E quello che mi fa più paura non è tutto ciò, è il futuro dei bimbi. Cosa gli stiamo lasciando? E le persone disabili che io definisco speciali, chiusi in casa, stanno impazzendo, senza l'aiuto di personale qualificato. Vi prego, trovate una soluzione al più presto. Allora, la riflessione di Gianfranco Tartaro, che è un imprenditore cittadino, che si occupa di commercio di prodotti non alimentari ma di prima necessità, diciamo, ha natura pure sociale. Lui, per la verità, diciamo, ha messo meno, diciamo, l'indice sulle problematiche più strettamente bancarie, legate, come abbiamo visto prima, al rapporto con la burocrazia, sia di estrazione creditizia che di estrazione statale, e sono di natura più generale, ma qualche riflessione ci inducono questa cosa, diciamo, ci induce praticamente comunque a farla rispetto alle distorsioni che in questo momento nel sistema economico si stanno manifestando, perché ci sono dei settori che sono completamente fermi per motivi oggettivi. Pensate praticamente all'automotive, tutto il settore dell'auto, abbiamo detto prima, tutta la filiera turistica, tutto il settore moda, e non si capisce quando si riaprirà pure con le dovute attenzioni, che voglia realmente avranno la gente di cambiare l'auto o di andare in vacanza o di comprare un vestito nuovo. Questa è la vera incognita che pesa veramente come un macigno sulle prospettive economiche. Ma cosa sta accadendo ora? Sta accadendo che ci sono alcuni settori invece che sono chiaramente anticiclici. Il settore primario, quindi l'agricoltura, e aggiungo anche ovviamente tutta la filiera alimentare, laddove stiamo assistendo, e questo fa parte delle regole dell'economia, di fronte a un aumento molto forte della domanda si reagisce con un adeguamento dei prezzi, peraltro non sempre generati dalla responsabilità del settore della distribuzione, ma talvolta sono un fatto indotto dai maggiori costi dei fattori produttivi. Per esempio, un altro settore anticiclico è quello dei trasporti, ma lì le aziende stanno lavorando, sicuramente stanno lavorando, ma non vengono pagate perché i tempi, diciamo, di riscossione dei propri crediti si stanno dilatando in misura, diciamo, molto forte, e peraltro, siccome è un mercato irregolare, nel senso che spesso faccio un esempio patente pratico, che è quello degli ortaggi, di un ortaggio molto pregiato siciliano che sono i pomodori pachini. Cosa accade? Accade che, diciamo, riesce una forte domanda, che soprattutto una domanda che viene dal nord, tutti questi autotreni che fanno? Devono arrivare in Sicilia e normalmente ci arrivano con del carico, no? Ora stanno viaggiando vuoti, perché i flussi mercantili verso il sud, come tutto il resto del paese, sono fortemente ridotti e quindi viaggiano vuoti e quindi poi caricano in Sicilia e riportano praticamente questo prodotto presso, diciamo, i centri operativi del centro e nord del paese. È evidente che un aumento dei costi del trasporto, che viene valutato attorno al 20-25%, è inevitabile, e questo chiaramente mette il paese, l'Italia, ma non solo il nostro paese, parliamo comunque del nostro, in un rischio oggettivo, diciamo, di inflattivo, o meglio,
di fronte a una grandissima distorsione dell'economia, perché poi lo vedremo anche negli interventi successivi, sono settori, per esempio quello petrolifero, dove i prezzi stanno cadendo, l'energia sta cadendo, quindi avremo praticamente un aumento fortissimo dei costi di queste filiere anticicliche, una riduzione dei prezzi delle tariffe in altre filiere. Questo distorce l'economia e la fa un po' somigliare a quella, per esempio, irrazionale e illogica che c'era ai tempi della vecchia Unione Sovietica, dove praticamente i prezzi non venivano fatti dal mercato, ma venivano fatti da situazioni di natura più politica, più diciamo amministrativa, e questo generava ovviamente delle fortissime distorsioni in termini diciamo dei rapporti economici, e quindi è un altro problema di cui bisognerà occuparsi in futuro, tenuto conto che di fronte a questa inflazione, che non è un'inflazione da surriscaldamento della domanda, ma un'inflazione dovuta diciamo al mancato funzionamento del ciclo economico, poi può diciamo come dire, convivere, può diciamo strutturarsi insieme una situazione anche di stagnazione economica. Normalmente l'inflazione diciamo è un momento di surriscaldamento dell'economia e quindi dovrebbe praticamente coincidere con fasi, ma nel nostro caso è invece un'inflazione derivata dal cattivo funzionamento dell'economia, non per motivi politico-amministrativi, ma per motivi, come abbiamo visto prima, del cosiddetto diciamo, problema dell'isolamento, che è come dire, questa novità che non riguarda soltanto i rapporti fra le persone, ma riguarda anche i rapporti fra i comparti economici e anche le aree territoriali interessate, la cosiddetta, come ho detto prima, crisi da isolamento. Possiamo andare avanti. Uno dei problemi legati alla questione coronavirus, oltre a quello dell'emergenza sanitaria e dell'emergenza economica, è legato appunto all'aspetto, anche un aspetto molto importante, quello dei diritti fondamentali della persona. Mi riferisco al fatto al contemperamento tra i vari diritti costituzionalmente garantiti, tra diritto alla salute dei cittadini e diritto alle libertà fondamentali che sono sancite dalla Costituzione come diritti inviolabili. Certamente in questi giorni è acceso e forte il dibattito sulla questione appunto del contemperamento. Quando usciremo dall'emergenza sanitaria usciranno fuori anche tutte le questioni legate all'autocertificazione, alla geolocalizzazione, quindi al controllo a distanza dei cittadini e soprattutto alla questione legata al trattamento di dati personali e alle relative violazioni. L'esempio recente di una vicenda legata alla violazione del trattamento dei dati personali è rappresentato dal sito dell'INPS che è andato in default. Da questo è successo un casino evidente, quello del data bridge, che è uno degli aspetti fondamentali trattati dal GDPR numero 679 del 2016, che certamente imporrà degli obblighi agli enti pubblici, anche farà scaturire in capo ai cittadini italiani appunto che si sono visti violati sotto questo aspetto, diciamo, il sorgere di eventuali azioni collettive per la tutela dei propri diritti che sono stati violati. Questo è un aspetto importante che dovrà essere trattato nei prossimi mesi e quindi ci vorrà qualche professionista preparato che sappia della materia per orientare i cittadini anche verso la tutela dei propri diritti fondamentali, che non solo riguardano la salute e non solo riguardano l'economia, perché il rischio è che da questa situazione delicata possano verificarsi intrusioni e attacchi alla libertà personale che noi dobbiamo difendere come a tutti i costi. Beh, questa è una riflessione, diciamo, ringrazio Vittorio Lombardi, che è un esperto in materia di privacy, oltre ad essere un affermato legale cosentino, che, diciamo, in questa fase di grande difficoltà sanitaria ed economica, chiaramente viene considerato, diciamo, il male minore, nel senso che tutti quanti stiamo confrontando con queste regole rigide in termini di mobilità personale, l'autocertificazione, la contestazione se essa viene considerata diciamo, insufficiente, carente, e comunque la coscienza da parte di ognuno di noi quando si muove dalla propria abitazione
sta facendo un'attività, diciamo, come dire, sta svolgendo, diciamo, una cosa che viene tollerata solo a determinate condizioni, e quindi sentiamo moltissimo cosa significa, diciamo, il calo della libertà. Peraltro in altri paesi quella situazione è stata portata anche in modo esasperato. Basti pensare praticamente che, per esempio, in Ungheria sono state praticamente completamente sospese tutti quanti i diritti costituzionali previsti legati proprio alla libertà personale. Praticamente il Parlamento non ha più alcun potere, praticamente c'è il governo, perché l'attuale primo ministro ha assolutamente diciamo, un potere tipico a quello dei dittatori, dei tiranni, oppure quello che è accaduto qualche ora fa in Brasile, praticamente con i seguaci di Bolsonaro che gli hanno proprio chiesto di sospendere l'attività del Parlamento e di andare pure lì praticamente a una gestione militare della cosa pubblica. Del resto, quello che è successo in Cina nella fase, diciamo, del Covid acuta è stato praticamente una cosa, un'attività che ha fortemente limitato quelle personali. Lì dobbiamo, come dire, avere coscienza, consapevolezza che non possiamo avere la botte piena e la moglie ubriaca, nel senso che dobbiamo accettare queste limitazioni nell'interesse di tutti. Ovviamente bisogna evitare che, come dire, le giuste motivazioni legate alle emergenze, soprattutto sanitarie, non vengano poi in qualche modo, diciamo, strumentalizzate, perché per esempio, diciamo, l'ipotesi di mettere come questo app che diciamo, traccerebbe i movimenti individuali di ognuno di noi è, come dire, è quantomeno preoccupante, perché per quando si è detto che verrà coperta diciamo, dal segreto, dalla privacy, ma in realtà il fatto di sentirci controllati, di sentirci tutti quanti da grande fratello, vedete, questa cosa non è un fatto che esula rispetto agli aspetti economici, perché se praticamente da sempre le tirannie, le limitazioni alla libertà personale hanno comportato problemi economici conseguenziali, perché la gente non si sente libera, si sente controllata, e quindi praticamente poi traduce poi in termini concreti le proprie attività, diciamo, giornaliere, una forte riduzione poi dei consumi, perché praticamente vi è, come dire, la preoccupazione che anche questi possono essere controllati, in qualche modo tracciati, e questo chiaramente non lavora a favore della ripresa economica. Possiamo andare avanti. La nostra società si occupa soprattutto e lavora nell'ambito del turismo. Probabilmente è stato il settore tra i settori più falcidiato da questa crisi, proprio perché c'è stato un blocco totale in prima battuta a livello nazionale, e poi c'è stato un blocco a livello internazionale di migrazioni e quindi di spostamenti di popolazioni sia a livello locale ovviamente sia a livello internazionale. Il nostro è un mercato soprattutto di nicchia, operiamo con strutture di altissimo livello in Calabria, in Puglia, in Basilicata, in Sardegna, e siamo l'unica realtà che opera all'interno del sud Italia. Ovviamente ci stiamo confrontando noi con questo periodo di enorme crisi e soprattutto capire come venirne fuori da questa situazione. Ovviamente quello che il governo ha predisposto in prima battuta, questo nuovo indebitamento che tutte le aziende dovrebbero attivare per andare incontro a questa crisi, onestamente è un po' riduttivo, perché questo tipo di operazioni
soprattutto una ripresa immediata non avverrà di certo con un indebitamento immediato delle piccole, medie o grandi imprese, soprattutto le piccole, se non saranno fortificate, se non sono consolidate, se non hanno un mercato proprio, sarà molto difficile che si potranno riprendere. Ovviamente questo è anche un momento di studio e quindi di analisi su che cosa e come dovrà evolvere anche il turismo nel nostro caso e verso chi si dovrà rivolgere e confrontare. Gli aspetti fondamentali per noi, penso anche per altre società come la nostra, non sono molto relative a indebitarci ulteriormente o cercare di indebitarci ulteriormente, ma sono i tempi relativi alle risposte che dobbiamo ottenere in merito all'aspetto dei tempi con la pubblica amministrazione, dei pagamenti della pubblica amministrazione e soprattutto qual è la prospettiva e la policy che verrà anche nel settore turismo. Questa crisi sicuramente ha minato e minerà soprattutto le fondamenta anche proprio del tema del turismo, perché gli spostamenti cambieranno notevolmente. Altre riflessioni che hanno una straordinaria attualità e che sono ovviamente diciamo di difficile soluzione. Guardate, parliamo di mobilità. Mobilità diciamo è determinante per il funzionamento del settore terziario in generale, ma del turismo in particolare. Quindi noi ci siamo sempre battuti per una Calabria che fosse non, diciamo, periferia del paese o d'Europa, quindi abbiamo fatto le battaglie per l'aeroporto di Sibari, abbiamo fatto le battaglie per far diventare la Lamezia l'aeroporto che è, abbiamo fatto le battaglie per le frecce, l'alta velocità anche in Calabria, seppur praticamente per la linea diciamo, l'ammodernamento della strada ferrata dello Ionio. Devo interrompere, abbiamo praticamente la pausa pubblicitaria, a dopo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dicevo, noi ci siamo battuti come comunità calabrese per l'autostrada a suo tempo, per le linee ferroviarie, l'alta velocità, gli aeroporti. Guardate, in questo momento la mobilità della Calabria verso le altre regioni, ma ovviamente non è un'eccezione rispetto al resto del paese, se le frecce, l'alta velocità praticamente non sta camminando proprio. I tempi di percorrenza, se volessimo per esempio andare dalla Lamezia, da Paola verso Roma o verso Milano con la ferrovia, i tempi sono praticamente raddoppiati perché ci sono meno treni, sono più lente e questo praticamente con le problematiche che ha comunque l'operatore Trenitalia, perché dovrà praticamente rispettare le distanze, quindi per non parlare praticamente poi degli aerei, dove per esempio un vettore importante privato, non faccio noi, praticamente ha stabilito praticamente la necessità di affrontare una crisi che inciderà per 3 miliardi di euro, che per un vettore, peraltro in salute, sono una cifra enorme. Quindi chiaramente le preoccupazioni che ha espresso Daniele Ruggeri, che ringrazio per l'intervento, sono ampiamente condivise, perché peraltro si occupa di trasporto aereo turistico con mongolfiere, quindi un sistema praticamente dove le distanze chiaramente sono difficilmente gestibili con le regole del Covid-19 e anche lì ci troviamo di fronte una caduta verticale di una grande opportunità di offerta turistica che per esempio riguarda insieme sia la nostra Sila che la zona materana della Basilicata, quindi
due, diciamo, come dire, due beni importanti, due grandi risorse turistiche che rischiano di perdere, diciamo, una grande opportunità di sviluppo e di crescita. Quindi anche lì grandi interrogativi su quello che potrebbe fare la pubblica, che potrebbe fare la parte pubblica in questo momento. E dice il dottore Ruggeri, ma per esempio potrebbero pagare i debiti, questo lo diciamo sempre, è una cosa semplicissima, era quella che chiaramente c'è forse anche la malafede di chi questa cosa a livello governativo non viene assolutamente affrontata, che è quella che si potrebbe per esempio a questo punto estinguere tutti i debiti che sia lo Stato che gli enti locali hanno. Fate questo sforzo, azzerate la debitoria che avete con i privati, si tratta di decine di miliardi di euro, questo potrebbe essere un passo avanti per la sopravvivenza, ecco, in attesa della ripresa. Possiamo andare avanti. Sono Ferruccio Schiavello, presidente regionale di FAIB Confesercenti Calabria, l'associazione di categorie che si occupa dei benzinai. In questo momento la nostra categoria sta soffrendo fortemente, vive una crisi profonda, nonostante noi per legge dobbiamo rimanere aperti e nonostante i nostri erogati, i nostri volumi, i nostri margini si sono ridotti del 90%. Ancora peggio tenete in considerazione che va nelle autostrade. I nostri costi di gestione sono rimasti invariati e anzi in questo momento proporzionalmente stanno pure aumentando. Siamo rimasti e siamo completamente abbandonati dalle compagnie petrolifere che non ci hanno fornito nemmeno i dispositivi di prevenzione individuale. Siamo una categoria fantasma per il governo, nel decreto Italia non c'è traccia di noi. In queste condizioni non siamo più in grado di andare avanti. Tra poco dovremmo chiudere, lasciare molte località, molti paesi, molte cittadine senza carburante. Spero che qualcuno voglia prendere atto di questo, si voglia accorgere di questo, si voglia accorgere che noi quotidianamente svolgiamo un servizio pubblico, siamo esattori delle tasse, sostituti d'imposta per lo Stato, incassiamo accise, IVA e tasse che poi riversiamo allo Stato, però appunto di noi non si accorge nessuno. Così non riusciamo più ad andare avanti. Quindi chiediamo immediatamente un aiuto per non chiudere. Bene, allora, la situazione sulle nostre strade la vediamo quando possiamo uscire, vediamo che sono deserte, constatiamo anche noi praticamente che i consumi chiaramente di carburante, l'uso dell'automobile si è drasticamente ridotto, praticamente assente completamente nel periodo dei fine settimana e poi ridotto nel corso delle altre giornate. Voi capite che dietro, diciamo, la mobilità locale, no? La mobilità, diciamo, su gomma, c'è tutto un sistema economico che peraltro in zone come la nostra, in regioni come la nostra, è un sistema economico importantissimo, anche perché noi abbiamo una caratterizzazione territoriale tale che, diciamo, i famosi 155 comuni della provincia di Cosenza, diciamo, centinaia di comuni, diciamo anche piccolini che ci sono in Calabria, comuni montani, cioè talvolta la presenza di una stazione di servizio in questi comuni non è soltanto un servizio di natura, come dire, diciamo, legato al prodotto che li si compra, ma è anche una presenza sociale, quello che noi diciamo sempre parlando del negozio di quartiere, no? Diciamo praticamente che quando chiude un negozio di quartiere, talvolta chiude proprio una strada, e quando chiude una bottega in un comune minore, come ne abbiamo noi tantissimi, praticamente si perde proprio la tradizione del commercio in quella zona, quindi si va molto al di là dell'aspetto, diciamo, come dire, economico, quindi del significato del posto di lavoro o dell'indotto economico, è un fatto che poi diventa anche sociale. E quello che sta accadendo
nelle nostre strade, ha una caduta diciamo enorme per questa categoria di imprenditori che sono gli esercenti del settore diciamo, della distribuzione di carburante, che già fanno un'opera meritoria da sempre, perché come è stato detto gran parte del prezzo dei carburanti in realtà sono imposte che incassa lo Stato, che vengono incassate senza alcun tipo di compenso, spesso in condizioni anche diciamo difficili dal punto di vista ambientale, che oggi sono ancora più difficili perché chiaramente questa situazione diciamo di deserto nel traffico genera un aumento enorme dei costi di gestione, perché evidentemente diciamo, le quantità vendute erogate sono insufficienti per raggiungere il pareggio di bilancio magari, e quindi questa è un'altra situazione di cui bisogna prendere atto e pensare pure a dei rimedi per queste categorie di imprenditori, di cui non è, come ho detto nel mio ragionamento, non dobbiamo solo pensare diciamo, al disagio di questi piccoli imprenditori e delle loro famiglie, ma anche del servizio di grande importanza che offrono alla collettività e che purtroppo in questa fase storica diciamo, ha dei costi che sono diventati praticamente insopportabili. Ma questo è un tema che poi vorrei poi in altre puntate approfondire. Mi pare che siamo all'ultima, se non erro, diciamo l'ultimo intervento. Sono Marcella Cino e sono titolare di un'impresa artigiana di pelletteria di lusso che supporta molto il Made in Italy per griffe famose, e pensiamo con terrore al dopo. E vi chiedo, torneremo all'industria del bello o ritorneremo indietro di un'epoca? E beh, insomma, fa riflettere pure questa breve, asciutta considerazione di Marcella Cino, che è un'imprenditrice artigiana nel settore della pelletteria che opera nella provincia di Cosenza. E perché, come dicevo prima, l'economia ora si stia praticamente, come dire, divisa in due grandi tronconi. Uno che io definisco anticiclico, l'abbiamo visto prima, cosiddetti beni di prima necessità, quindi soprattutto la filiera alimentare, con dei controsensi, come per esempio la carenza di addetti nel settore agricolo, che è un settore che è una cosa, diciamo, come dire, di una enorme gravità, e per completare, diciamo, anche l'andamento del settore del ciclo alimentare, tutta la filiera alimentare, che comunque, seppur con le differenziazioni e le situazioni, diciamo, non totalmente omogenee, continua ad operare. Abbiamo visto come sono dei settori che sono completamente fermi, è bene ribadirlo, il sistema moda, tutta la filiera turistica, e qua possiamo anche aggiungere anche la cosiddetta industria del bello, che peraltro praticamente fa del Made in Italy, diciamo, come dire, una grandissima risorsa che era rappresentato, diciamo, come dire, la grande capacità di crescita e di sviluppo che l'Italia nel dopoguerra, diciamo, ha dimostrato. E lì c'è il grande problema che dobbiamo superare dal punto di vista psicologico, perché è importante che poi le misure economiche siano efficaci, veloci, libere dalla burocrazia, perché dobbiamo, come dire, ridare fiducia alla gente che la ripresa comunque ci sarà. L'Italia, come ho detto prima, perde quest'anno probabilmente 10 punti di PIL, ma l'anno prossimo ne guadagnerà 5. E chissà se praticamente dal 2021 inizi quel percorso, diciamo, di crescita, quindi quello stimolo, perché rispetto, diciamo, a numeri che ci vedevano inchiodati attorno alla crescita zero, la crescita 1%, praticamente impercettibile,
che è il vero problema di questo paese. Chissà se, diciamo, dalla reazione psicologica che viene subito dopo i grandi eventi negativi, noi stiamo cercando di inquadrare questa crisi storicamente. Abbiamo visto che il tipo di crisi è diversa rispetto a quelle che eravamo abituati a combattere, e questo trova anche gli stati non completamente pronti, perché praticamente le politiche economiche, diciamo, che stanno adottando sono ancora incerte. Pensate praticamente alla incapacità che abbiamo per esempio in Europa di decidere una volta per tutte di indebitarci con come dire, titoli europei per fronteggiare l'emergenza sanitaria e quella economica. Questa cosa è all'ordine del giorno, c'è questa divisione tra paesi nordici e paesi latino-mediterranei, lasciami usare questo termine. In passato ho anche detto che questo era il vecchio confine dell'impero romano d'Occidente, quindi la linea di demarcazione fra la civiltà e la barbarie. Magari non è così, magari è esagerato quello che dico, però il pensiero poi è di ribadirlo ti viene. Ed è importante ridare la fiducia alla gente, perché questo significherà anche, come dire, pensare per esempio nuovamente all'acquisto di una casa, all'acquisto di un'auto, all'acquisto, diciamo, di un capo d'abbigliamento firmato, cercare di riprendere a vivere e non pensare praticamente con la psicosi oggi terribile, quella che sta generando la stagnazione economica, dello stato di guerra costante. Quindi potrebbe diventare la nostra economia di guerra, diciamo, questa sorta di, viene definita dai tecnici stagflazione, e cioè praticamente i prezzi comunque tendono ad aumentare, ma l'economia non cresce perché tutti quanti non riescono a vedere. Poi pensate un altro dato che è crollato totalmente in questo momento, è la, come dire, cosiddetta predisposizione agli investimenti, cioè le aziende chiaramente non pensano minimamente ad riprendere una politica di investimenti, perché chiaramente pensano a sopravvivere, pensano praticamente ad avere, magari mettere, diciamo, a riserve un po' di risorse per cercare di gestire una fase, diciamo, critica dell'economia che chissà quanto potrebbe durare. Quindi è sicuramente una situazione che va assolutamente rimossa con politiche economiche adeguate, che devono essere politiche economiche, diciamo, il più che possibile, come dire, sovranazionale, pensando anche a quello che sta accadendo, di cui non parliamo mai abbastanza, perché accade peraltro con gli egoismi che in questo momento, ahimè, ci stanno caratterizzando, quello che sta accadendo nelle zone, diciamo, difficili del mondo, no? Tutto il terzo mondo, ci sono due paesi che sono in l'Argentina è in default per la terza volta, la quarta volta, diciamo, negli ultimi 100 anni, praticamente. La Grecia, al di là delle chiacchiere che si fanno, entrerà anche essa in una fase probabilmente di default, prima tecnico, poi sostanziale. È saltato anche il Libano, per esempio, e ci sono vari paesi del terzo mondo che non sono più in grado di onorare le obbligazioni che hanno assunto nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, della banca o delle banche internazionali. Quindi è una situazione, diciamo, che sicuramente ci mette, come dire, in grandissimo stato, diciamo, di emozione negativa, ma sicuramente ci aspettiamo, come dire, una reattività dal punto di vista dei governi nazionali e dei governi sovranazionali che abbia
una capacità di intervento, una capacità, diciamo, di incidere che sia molto più, diciamo, importante, molto più sostanziosa di quella che abbiamo visto in queste problematiche prime settimane di crisi. Vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi e ci vediamo alla prossima occasione. Buona giornata.